Bene, siamo arrivati alla terza edizione de Sugonte Sumasu. Il primo video presentava Elmas sino agli anni 50, il secondo dagli anni 50 ad oggi e il terzo, che è questo attuale, raffigura due momenti molto significativi della vita della nostra comunità, ovvero le due feste patronali, quella di San Sebastiano e di Santa Caterina, che questa amministrazione ha voluto sottolineare perché ritiene che, appunto, come dicevo prima, stiano a sottolineare la presenza nella nostra comunità di tradizioni molto importanti, in questo caso tradizioni ecclesiastiche, che si ripercuotono però nella vita di tutta la comunità. È un prodotto che stiamo realizzando attraverso la legge regionale 26 del 97, che è quella che valorizza e tutela la cultura e la lingua sarda, ed è una scelta che abbiamo fatto con l'assessore alla cultura Fadda perché siamo convinti, come abbiamo più volte detto, che appunto queste manifestazioni di vita popolare costituiscano un'ossatura della cultura di un popolo che noi vogliamo consegnare alle generazioni future. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo anche quest'anno voluto realizzare questo CD, e questo è il motivo per cui lo vogliamo appunto consegnare a ciascuno di voi, proprio perché attraverso la visione in famiglia, con i nipoti, con i ragazzi, possa diventare proprio una pietra miliare nella tradizione culturale del nostro paese. San Sebastiano è il patrono della parrocchia di Elmas, quindi parrocchia di San Sebastiano in Elmas, San Sebastiano Martire, perché nella ufficialità è parrocchia di San Sebastiano Martire. La festa di San Sebastiano è al 20 gennaio di ogni anno ed ha una caratteristica particolare che il 19, cioè il giorno precedente alla festa, era segnalata dal fatto che c'era un grande falò su Fogaroni. Le prime notizie che abbiamo qui come patrono, arriviamo al 1490, quindi 1500, già per la festa di San Sebastiano si faceva il falò. C'era una piazzetta che, siccome ci abitava un fabbro, la moglie del fabbro si chiamava Martina, fia Sabrazza de zia Martina, facendo riferimento proprio a quelli che ci abitavano. Ora, e lì la vigilia si faceva una grande raccolta di legname che poi durante la sera tardi si dava fuoco. Nell'autunno del 2008, tramite Don Luciano, ha chiamato il presidente, nella persona di Maurizio Pugedu, chiedendo un aiuto perché aveva visto che l'organizzazione della festa stava un po' scemando. Ha chiesto un aiuto se c'era la possibilità e Maurizio ha chiamato un gruppo di amici. E così si è costituito questo comitato che probabilmente entro la fine dell'anno si costituirà anche in un'associazione. Non facciamo più la tradizionale questua in tutte le case, ma provvediamo con un autofinanziamento, con un contributo del comune e con una richiesta a tutte le attività produttive della cittadina di un contributo. Messo un po' a fuoco quali sono le risorse, soprattutto verso il mese di novembre, le risorse finanziarie, comincia l'organizzazione, che ha due cardini, che è il 19 la festa civile, il 20 la festa ecclesiastica della Chiesa. Anche qua, Maurizio? No. Attenzione, Maurizio. Sia benedetto il nostro Dio per le grandi cose che ha compiuto nella Beata Vergine in San Sebastiano. Benedetto nei secoli il Signore. Preghiamo.
Sii benedetto, Dio Padre Onnipotente. Tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. Il Signore misericordioso, per intercessione di San Sebastiano, nostro patrono, vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Negli ultimi tempi c'è, diciamo così, l'usanza di far oltre su Vogaroni. Noi abbiamo optato per una mangiata di zeppole e una bevuta di vini locali e di bibite. Anche un altro. Sì, vino. Vino o moscato. E poi mi ricordo che quando vanno su Vogaroni ci fa il ballo sardo a quest'ora, poi l'altro ballo se non ci vera. Il 20 tutto è dedicato alla festa ecclesiastica con la processione in orari preserali, normalmente avviene intorno alle 17:30 per le vie del paese, con il santo portato a spalla. Tutto il creato segno della tua gloria, annuncio del tuo dono. E preghiamo insieme con le preghiere che ci suggerisce la Chiesa.
Gesù mio, perdona le nostre colpe dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. San Sebastiano, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Sebastiano, La cosa importante era che c'era la messa trina, cioè messa a tre spiriti, erano tre i preti che facevano la messa, allora si faceva a spalle al pubblico, quindi erano tutti e tre i preti che ufficialmente davano valore a quella che era l'importanza della Chiesa. E poi una cosa importante era la predica. Prima del Vangelo in Chiesa c'era la campana che avvertiva con un suono particolare che stava per incominciare la predica. Siccome il paese era abbastanza circoscritto, chi stava ai forniri si ricordava di impiegare quei 4-5 minuti che avrebbero aspettato che potesse arrivare per partecipare a quella che era l'ascolto della predica che faceva il predicatore invitato. Non era mai il parroco locale a fare la predica, era sempre un predicatore che veniva invitato da altre parrocchie o il più delle volte da istituti religiosi. grazie a tutti voi parrocchiani che siete venuti numerosi. Io per la prima volta ho voluto celebrare 4 messe come la domenica nel giorno di San Sebastiano. Non ho avuto la chiesa piena a tutte le messe, ma c'è stata davvero una presenza abbastanza nutrita, simpatica, spero sempre di più. E veniamo a noi, eccoci qua, la comunità di Elmas che vive e vuol vivere oggi un momento di comprensibile e profonda letizia, lo abbiamo detto nel canto di ingresso. Siamo qui per celebrare la festa del nostro patrono, un evento straordinario che tocca e riempie il cuore di tutti. Questo 20 gennaio del 2010 segna, forse anno più, anno meno, non sono in grado e la storia non ci aiuta, segna i 1700 anni del Dies Natalis del nostro amato San Sebastiano. Può essere solamente amato e imitato. Grazie in modo particolare al gruppo del comitato che per il secondo anno si sono caricati di quest'onere, lo saprete già, tant'è vero che non sono poi molti quelli che si impegnano nell'organizzare le feste, perché costano. Costa caro organizzare, costa caro economicamente, costa caro come tempo, come lavoro, eccetera. Ma anche questo è un bel servizio alla comunità. Quindi c'erano le varie messe, la messa col trino, poi la predica e poi le varie funzioni. E poi qui c'era la reliquia del santo, infatti alla fine della messa si dava da baciare a tutti quanti i partecipanti alla messa la reliquia di San Sebastiano.
Auguroni. Auguroni. Intanto non c'è. Ciao. Ciao. Prego signori. Prego. Prego. Prego, prendete. Prego. Posso aiutare a distribuire? All'uscita della chiesa, ormai da svariati anni, si è instaurata l'usanza di dare le arance e poi abbiamo ripristinato su sparatorio, che riteniamo che sia uno dei fattori più importanti, anche perché da ragazzini c'è sempre stato su sparatorio e quindi noi riteniamo che sia un fatto molto importante. Infatti abbiamo puntato molto su fare degli ottimi spettacoli di pirotecnici. No, questa festa di quest'anno non mi ricordo che sia stata interrotta. Di Santa Caterina esiste, un periodo è stata interrotta, ma Santa Caterina di San Sebastiano no. È stata sempre attivare. Adesso pago cosa, non si era a fare nulla, ma comunque il patrono si festeggiava sempre. Quando mi ricordo, nonna mia contava sempre questo particolare che quando hanno cattato la santa, questa santa che hanno cattato, fia decorarlo rosa, non è la santa che non è la santa che ne uso noi, fia una santa, e poi è sparita questa santa